Nel campo di sotto della Sardegna occidentale, a metà strada sulla via di Cagliari, alle foci del Tirso sorge la città di Oristano. Questo luogo, con le sue vestigia d'arte romanica e aragonese, dimostra di essere stato un centro di autentica e ormai millenaria civiltà. Questo è Cabras, grosso villaggio che si distende a 9 chilometri da Oristano, sull'orlo basso e sabbioso di un grande stagno che da Cabras prende il nome. Il bianco paese, tutto sole, a riflessi e colori d'Oriente, fra case bianche e basse di mattoni crudi e vigneti che producono un celebre vino, la vernaccia. La vita discorre tranquilla, quasi separata dal resto del mondo, memore d'antiche storie e leggende, come si conviene a una spiaggia aperta sul Mediterraneo che nel passato fu facile porta alle incursioni barbariche e piratesche. Così si spiegano costumi, mode e tipi che appartengono alla Spagna e attraverso il dominio secolare della Spagna all'Africa settentrionale. Ecco il grande stagno, ricchissimo di pesca, di cui vive questa antica stirpe di pescatori, i quali per secoli vinsero il flagello della malaria. Oggi Cabras aspira ormai ad una vita nuova, e tuttavia è possibile cogliervi momenti ed aspetti caratteristici dei suoi antichi costumi. Entriamo nel paese e andiamo in cerca del suonatore di pipaiolo e tamburino, che è stato segnalato come l'ultimo del genere sopravvissuto all'avvento dei tempi nuovi. Dietro questa modesta casupola s'apre al sole il cortile del nostro suonatore Camed Antonio, detto Pilloni. Sotto il pergolato si svolgeranno le prove di registrazione del suono, di cui solo una breve parte sarà riportata in questo film. Questi gli strumenti: il tamburino e il pipaiolo, che è un flauto a bocca zeppata di sambuco con 3 fori all'estremità inferiore, 2 anteriori e 1 posteriore. Ed ecco il nostro 73enne Pilloni. Questo pipaiolo del Pilloni è tagliato in sol e pratica una estensione di ottava, dal re al re 1, con intonazione malinconica che fa apparire in mi minore anche i modi in sol maggiore. Con questo complesso musicale importato attraverso la Spagna dai Mori, il Pillone esegue 3 modi tradizionali. Il passo de samissa, eccolo, in 6 ottavi segnati tutti e 8 ritmicamente dal battimento del maggiou, il mazzuolo, sul tamburino. Viene eseguito dinanzi al portone spalancato della chiesa, mentre vi si celebra la messa solenne, e tace solo durante la predica. Notevole questa discriminazione rituale cattolica che ammette entro la chiesa le launedas e trattiene sulla porta il piffero e tamburino moresco. Le launedas hanno la natura dell'organo, strumento corale baso della comunità cristiana, la ecclesia, mentre piffero e tamburino ricordano l'origine moresca infedele e però giova solo come strumento di richiamo, ma escluso dall'intima celebrazione del mistico sacrificio.